still here. Such is the journey. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Centro Ronchi. Francesco, a te la linea. Grazie, un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori, un abbraccio grandissimo a Matteo, ovviamente, anzi più che ovviamente, molto amichevole. In attesa, forse settimana prossima riusciremo finalmente ad avere nuovamente con noi Tina come seconda voce, indispensabile secondo me, e continuiamo nella ricerca, comprensione del concetto di democrazia e nell'esame delle cause, delle origini delle cause della sua crisi. Abbiamo detto democrazia, democratos. Ci deve essere un popolo, ci deve essere un popolo che è di cosa differente, che è soggetto sociale differente dalla nazione, e soggetto sociale ovviamente differente dall'assieme di tribù, e dall'altra parte ci deve essere un kratos, un potere specifico che viene riconosciuto al popolo come tale. Cioè, un potere che è diverso. Si parla di democrazia, cioè di potere del popolo, non si parla per esempio di potere della nazione. Perché? Perché la nazione si riconosce in una propria origine unitaria, che ha regole proprie, costumi propri, e è naturalmente compatta e regolata. Il popolo è qualcosa in più, è una conquista in più rispetto alla nazione, e comprende anche tutti coloro che condividono finalità essenziali, quindi principi, valori, senso, essenziali rispetto, magari anche più larghe, più allargate, rispetto alla nazione. Per cui si riconoscono in un insieme che vale la pena, al quale vale la pena partecipare e che vale la pena mantenere. Abbiamo detto, nei mesi scorsi, analizzando seppure superficialmente come modo divulgativo, come è la caratteristica della nostra stupenda radio, abbiamo visto, facendo l'esempio delle città-stato greche, come ciò che in sé sia importante è il fatto che il demos, il popolo, abbia questo potere. È abbastanza non irrilevante, ma comunque teoreticamente superfluo il fatto che ci sia un tipo di governo piuttosto che un altro. L'importante è che il demos abbia potere e possa dire la sua, che sia il governo sia l'espressione di ciò che è il demos. Nelle città-stato greche, dove è nata la democrazia, questo più o meno, quasi tutte, molte quantomeno, avveniva, nonostante fossero alcune su base assembleare, quella che si riuniva nell'agorà, altre su base oligarchica, altre ancora addirittura con un re, un paio di re, sistemi vari. Però il nucleo, l'importante, era il popolo e il suo potere. Potere che è innanzitutto il metodo mediante il quale si può far sentire, metodi che possono essere diversi, mediante i quali il popolo può far sentire, far pesare la propria voce, e dall'altra parte mediante il quale può controllare ciò che il governo fa, le azioni del governo. Questa è la sostanza della democrazia. In effetti ne abbiamo una riprova
ad esempio, nei sistemi attuali. Facciamo l'esempio attuale del nord Europa. Il Regno Unito addirittura è monarchico, in sé è monarchico, ma nessuno può dubitare che non sia una democrazia. Lo è l'Olanda, lo è la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, il Liechtenstein, il Principato, piuttosto che il Lussemburgo, il Ducato. Cioè, sistemi democratici laddove il popolo ha comunque il suo peso, fa sentire il suo peso e dall'altro lato può controllare ciò che avviene. Qual è se volete, quella del Ducato, Principato, il Regno, apparentemente una stranezza, non ha fatto una stranezza. In definitiva, il sistema dei partiti, il sistema dell'organizzazione non compiutamente democratica, ma di tendenza democratica, anche di questi paesi, da che cosa è bilanciata? È bilanciata dal fatto che c'è un monarca il quale è dedito solo al popolo, risponde soltanto al popolo e adesso il popolo fa riferimento nei momenti più gravi, nei momenti cruciali, in modo da equilibrare quelle che sono le lotte politiche, perché non prevalgano situazioni e spiriti di parte laddove è necessario fare l'interesse generale. Il popolo, come tale, in quanto titolare, soggetto titolare di un potere, Kratos, che è tradotto nella nostra Costituzione con l'invio di sovranità popolo, questo potere deve comunque deve essere garantito nella sua unitarietà, nella sua unità. Quindi all'interno di queste strutture, di questi sistemi democratici, non devono o non dovrebbero esserci, perché sono sostanzialmente pericolose, delle aree riservate, delle aree sulle quali il popolo non possa effettivamente esercitare il proprio potere, delle aree nelle quali non ci sia il controllo da parte del popolo, del Kratos, o meglio del potere del popolo. Quando si verificano casi di questo tipo, la struttura stessa della democrazia ha dei problemi, va in crisi. Comunque pone delle preoccupazioni. Si è detto, abbiamo fatto riferimento sabato scorso, del processo che è stato intentato, processo penale, che è stato intentato nei confronti del ministro delle infrastrutture, un amico, perché bisogna essere chiari, cioè amico, Matteo Salvini, e per il cui comportamento, per le cui azioni, il pubblico ministero ha richiesto 6 anni di detenzione. Abbiamo commentato, si è commentato sui giornali in vario modo, da fronti opposti, il contenuto della requisitoria del pubblico ministero, e per parte nostra, come di altri, non è d'accordo in questo senso la parte politica di sinistra, la quale chiede che sugli atti processuali non ci si esprima se non dopo che ci sono le sentenze, cosa che è abbastanza strana perché non avviene quando poi riguardano fatti di interesse loro, però sono problemi sostanzialmente loro. Si è rilevato che quanto espresso dal pubblico ministero, che gode
di una larga condivisione da parte della magistratura in generale, di una buona condivisione da parte della magistratura in generale, si è rilevato in questa requisitoria, sono rilevati degli aspetti che sono indubbiamente di importanza istituzionale, di un'importanza che riguarda l'impostazione dello Stato stesso. In effetti, negli anni, in particolare a partire dal 92, l'epoca della inchiesta Mani Pulite, il potere dell'ordine giudiziario ha continuato a crescere e ad autonomizzarsi, come è autonomo da un punto di vista istituzionale, ma si estende, si autonomizza anche andando a toccare settori che istituzionalmente non competerebbero. E Mani Pulite è stata, oltre che un'inchiesta giudiziaria, è stata anche un evidente fatto politico. Ora, dalla requisitoria del pubblico ministero di Palermo si può, o comunque viene il sospetto, che ci sia un'impostazione di tipo ideologico che va a creare condizioni diverse di valutazione di ciò che è uno Stato, lo Stato italiano, e quindi a creare un'opinione, un'azione diversa esercitata nel nome del popolo, che forse collide con quello che è il principio fondamentale di un potere effettivo di quel popolo come tale e della possibilità del suo controllo. Perché quindi, se queste preoccupazioni hanno un minimo di fondamento, a me sembra che l'abbiano, se hanno un minimo di fondamento è più che giustificato il fatto che il 6 ottobre, nel momento del tradizionale raduno di Pontide, se ne voglia parlare, se ne voglia discutere, perché in effetti questo dubbio, questo sospetto va a toccare le radici stesse della democrazia, va a toccare quella che è il demo kratos, cioè l'effettivo potere del popolo e il controllo dell'esercizio di questo potere da parte del popolo stesso. Perché dico questo? Perché il riferimento che chiaramente l'impostazione che viene data alla requisitoria del pubblico ministero prevede un riferimento costante a principi, norme che stanno al di fuori dell'ordinamento. Quindi già abbiamo una magistratura che è autonoma e, lo ripeto, l'autonomia delle istituzioni all'interno di una democrazia, quindi là dove c'è un potere del popolo e un controllo del popolo stesso su quel potere e sull'esercizio di quei poteri, l'autonomia è già qualcosa di molto delicato da tenere sicuramente da guardare con attenzione, perché deve rispettare proprio questo elemento, cioè la possibilità che comunque il popolo eserciti il suo potere e che ci sia il controllo effettivo delle azioni che vengono intraprese. Quindi nel momento in cui nell'ambito della requisitoria si dà per scontato il riferimento a principi, valori e senso appartenenti che stanno al di fuori dell'ordinamento,
ricordiamoci che gli appartenenti alla magistratura appartengono a un ordine, l'ordine giudiziario, ordine che non può che fare riferimento a un ordinamento. Nel momento in cui si fa un riferimento esterno, si fa riferimento a un ordinamento che non esiste, che non c'è un ordinamento internazionale. E ci si può chiedere fino a che punto possano essere interpretate le norme di un ordinamento che non c'è e che è esterno, per poi essere importate come principi fondamentali, fondanti, importate all'interno dell'ordinamento di riferimento. Di fatto è un'azione che impedisce, sotto questo profilo, qualunque potere, come azione in sé, come logica, impedisce qualunque controllo dell'ordinamento, qualunque potere effettivo, completo, concluso, sovranità dell'ordinamento, da un lato, quindi impedisce questa chiusura, e dall'altro consente di interpretare come si vuole, meglio, come si crede, qualunque norma che in realtà era chiusa in quell'ordinamento, quindi non più sotto questo aspetto controllabile. È un problema fondamentale, lo capisce chiunque, cioè nel momento in cui io posso fare riferimento a norme esterne, a principi, valori esterni, e li faccio valere direttamente e li impongo direttamente come tali, secondo la mia interpretazione, all'interno di quell'ordinamento sostanzialmente diventa evanescente, diventa un gruviera, non è più qualcosa di una struttura che regge, ma è una struttura forata da due parti, che può essere forata da tutte le parti. Quindi una struttura che impedisce, che nega quel potere sovrano del popolo, del Kratos, e dall'altro lato fa in modo che quel potere sovrano non possa essere né controllato né effettivamente esercitato. Si è detto che si è detto come elemento materiale successivo che, in base a quei principi che invalidano nella sostanza, alla radice, quello che era un decreto voluto dall'ordinamento e regolarmente approvato dagli organi preposti, il Parlamento, tra l'altro a partecipazione proprio anche di coloro che hanno votato perché Matteo finisse il giudizio, bene, approvato da questi, verrebbe superato da norme superiori, le quali hanno un'incidenza diretta e che renderebbero penalmente rilevante sequestro di persona il comportamento tenuto in base a quel decreto. A sinistra si è detto che quel decreto era stato sospeso per decisione di un organo interno, quindi la cosa potrebbe essere maggiormente discutibile. Non è vero neanche quello. Quel decreto non era affatto stato sospeso per quanto riguardava lo sbarco dei migranti che erano sulla nave, non era affatto stato sospeso per quanto riguardava lo sbarco, ma era stato sospeso per quanto riguardava il fatto che la nave potesse entrare nelle acque territoriali. Quindi anche da un punto di vista interno quel decreto era pienamente vigente. Darebbe luogo al reato di sequestro di persone il fatto di aver violato l'interpretazione di una norma superiore posta al di fuori dell'ordinamento. Ecco, questo è
se sono stato chiaro, me lo auguro, il quadro della situazione attuale. Ed è questo il motivo per il quale viene chiesto a coloro che, spero numerosi, come sempre, si recheranno sul prato di Pontiva, viene chiesto loro da un lato di comprendere, di capire perché questo è un problema della democrazia, cioè del potere del popolo e del controllo da parte del popolo delle azioni governative, un problema della democrazia, capirlo e dall'altro lato a questo punto prenderne coscienza e assumerlo come problema da affrontare. È evidente che se ha un fondamento, o anche solo un barlume di fondamento, è un qualcosa che va affrontato, perché è estremamente grave, è estremamente problematico. Ora, che un organo sia autonomo è una scelta politica, è una scelta costituzionale, è una scelta dell'architettura costituzionale, ma che quell'autonomia vada a travalicare i confini dell'ordinamento stesso, consentendo di accedere addirittura a un ordinamento, quello internazionale, che non c'è, e nel quale un appartenente a un ordine ben determinato mi chiedo se possa fare interpretazioni di quelle norme, considerato che non sono norme organiche e ognuno le applica, le interpreta come vuole. Vedasi quello che sta accadendo oggi in Europa, in un tempo a 4 anni di distanza, in un tempo chiaramente cambiato, laddove sostanzialmente gli atteggiamenti che vengono assunti sono esattamente quelli che sono conformi alle decisioni che vengono prese dall'attuale governo e che sono in linea col comportamento tenuto al tempo dal ministro. Quindi, sotto questo profilo, qualche problemino, e c'è, altro che qualche problemino, una riflessione va fatta. Quale il tipo di riflessione che deve essere fatta è quello, almeno dal mio punto di vista, la raccomandazione è né la presa l'atteggiamento del tifoso, della presa di parte, per cui la propria squadra ha sempre ragione, vince sempre la più forte, sempre la più bella, quindi Matteo è un santo da mettere immediatamente sugli altari, un carissimo amico, una bravissima persona, per ora non è ancora un santo, almeno dal mio punto di vista, e né dall'altro lato ascoltare e con superficialità, come se fosse un fatto politico qualunque. L'atteggiamento del tifoso è deleterio perché impedisce di vedere. Invece bisogna vedere, bisogna capire, sforzarsi di capire. Tutti abbiamo la possibilità di concentrarci su alcuni elementi base. Io spero di essere stato chiaro. Su alcuni elementi, e rifletterci e valutarli in proprio, facendo funzionare il proprio cervello prima di tutto e non mettendo la massa, e questo è un aspetto. Dall'altro lato l'atteggiamento superficiale non è consentito, occorre approfondire, occorre anche eventualmente criticare, ascoltare anche le obiezioni delle parti politiche opposte per valutarle e averne una spiegazione. A mio avviso, da quello che ho visto, la situazione è quella che vi ho descritto, la situazione ha questi problemi e se questi problemi hanno un minimo di rilevanza, questi problemi vanno ad incidere effettivamente sulla democrazia, cioè sul kratos, potere del popolo, sul controllo di come questo potere venga esercitato. Questo come elemento va approfondito, va compreso e a questo punto va anche chiesto, magari non dico
come Vox Populi, ma in qualche modo deve essere chiesto, quali provvedimenti e come si può provvedere affinché questo organismo autonomo, quindi delicato in sé, che sta all'interno di un ordinamento, non possa travalicare, non possa andare oltre i limiti e i confini dell'ordinamento stesso. Questo, direi, è il nocciolo di quello che ci aspetta il 6 ottobre, fra 8 giorni, in quel di Pontino. E è quello che vi invito a preparare, a predisporre, a valutare nelle vostre sezioni, piuttosto che sui social, fate come volete, ma sotto questo profilo ad assumere informazioni e a valutare. Il tempo, la mia mezz'ora, quella che diventerà nostra continua, spero, è scaduto. Lascio alla nostra Sara Fumagalli, alla sua umanitaria padana, la trasmissione delle cose interessantissime di vastissimo livello, che sono state congiunte con quello che ho detto. Proseguo delle trasmissioni, vi saluto e arrivederci probabilmente con l'aiuto di Tina a sabato prossimo alla stessa ora, alle 10. Grazie, buon sabato, buona domenica.